momento di presentare l'ospite, un gradito ritorno, quello di un caro amico, Corrado Callegari, prima il Veneto. Ciao Corrado. Buonasera e grazie Enzo dell'invito. Grazie. Sai che vengo sempre volentieri. Lo so, grazie a te per averlo accettato, solo per opportuna conoscenza. Ex parlamentare della Lega Nord di Umberto Bossi, per me la vera Lega. Esattamente. E tu ci tieni? La vera e unica Lega. E poi anche ex segretario provinciale a Venezia del partito del Carroccio. Bene, prima di aprire i centralini, io ti voglio coinvolgere su due questioni. Ieri ero da solo, assente giustificato il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Cannella, alle prese con il maltempo. Una bomba d'acqua ha colpito il suo comune e lui era lì in giro con la protezione civile. Però siamo riusciti a comunicare con lui via Skype e non ho avuto modo di confrontarmi con l'ospite. Un tuo parere su quella deprecabile iniziativa del comune di Susegana, Ponte della Priula, di mandare dei bambini piccolini in una moschea, si sono inginocchiati, eccetera, eccetera, e poi a seguire, ai 3-4 minuti per parlare, sono un po' preoccupato per questi, per me, scenari di guerra. Sono molto preoccupato. Io confidavo in Donald Trump, però parrebbe capire che lui adesso si allontana, non dico fa come Ponzio Pilato, ma ha capito che mettere d'accordo Zelensky e Putin è un'impresa non facile. A te le risposte. Beh, allora, per quanto riguarda la scuola, quello che è successo, ritengo che l'iniziativa avuta dalla scuola non sia stata una cosa ottimale, perché probabilmente la classica provocazione che molte volte qualcuno per diventare protagonista tira fuori delle cose che non hanno significato, anche perché utilizzare dei bambini piccoli che non hanno il senso delle cose mi sembra proprio una roba fuori luogo. Del resto c'è una corsa molte volte a diciamo, cercare di valorizzare questi personaggi che girano intorno alle moschee senza capire quello che è il vero problema, perché lo dico sempre anche nei comuni sulla gestione delle moschee, perché ci sono delle difficoltà, perché l'Islam non è una religione come tutte le altre, non ci sono dei rappresentanti, chiamiamoli legali, che possono praticamente firmare degli accordi con gli stati che li ospitano, e quindi praticamente c'è una situazione di anarchia che tocca tutto il paese nostro, ma anche i paesi europei. Di fatto, anche intorno a questo discorso delle moschee, le moschee in teoria non potrebbero ufficialmente esistere, perché ci sia un luogo di culto bisogna che la Chiesa che vuole fare questo tipo di attività deve siglare un accordo con lo Stato italiano dove ci sono dei diritti e dei doveri. Di fatto questi accordi non sono sottoscritti da queste comunità islamiche, quindi di fatto loro non potrebbero fare delle richieste per aprire delle moschee. Che cos'è che avviene? Avviene la classica cosa, i musulmani fanno la richiesta di poter aprire un centro culturale e dopo lì all'interno creano dei luoghi di preghiera. Per carità, tutti hanno diritto anche loro di pregare, però dovrebbero uniformarsi a quelle che sono le regole di tutti i vari paesi. Cioè tu, se sei una chiesa, devi avere un tuo rappresentante che può firmare degli accordi con lo Stato che ti ospita. Di fatto la religione islamica è l'unica che non firma gli accordi, perché non ha nessuno che ha la possibilità di rappresentarli, e questo è una roba che va avanti da
da decenni. Anzi, loro seguono più il Corano che le nostre leggi, è un dato di fatto. Esatto, ma soprattutto... Sono tutti fuori legge. Ripeto, sono fuori legge perché di fatto hanno diritto, per carità, chi è che vuol vietare a una persona di pregare, ma non hanno messo a posto le questioni giuridiche che li riguardano, perché di fatto non c'è nessuno che li rappresenta, ci sono i singoli imam nelle varie comunità del paese, ma nessuno di loro... Qualcuno ogni tanto viene espulso. Sì, perché? Perché non c'è un controllo, no? Non c'è un controllo, ma tutte le altre chiese, quelle ortodosse, hanno tutti siglato gli accordi con lo Stato italiano, c'è un regolamento, diritti e doveri, punto. E infatti lo Stato italiano non vieta a nessuno. Questi invece tu gli dai spazio, soprattutto anche con questa iniziativa dove tu metti dei bambini dentro una struttura che in teoria non sarebbe neanche autorizzata legalmente a poter professare la religione. Quindi questo mi scandalizza ancora di più, perché chi ha preso questa iniziativa queste cose qua le dovrebbe sapere perfettamente. Poi una scuola anche di ispirazione cattolica, va bene che ci sono tanti preti rossi comunisti. No, ma allora, ripeto, le cose si possono anche fare, però ci sono delle regole che di fatto le comunità islamiche non sottoscrivono. Questo è il problema di fondo, e obbligano i nostri comuni a diventare matti per il discorso delle concessioni, perché dopo ti ricattano, ti dicono ecco, tu non mi permetti, la tua Costituzione prevede che tu mi debba permettere di esercitare il culto. È vero, però tu devi sottoscrivere come comunità religiosa l'accordo con lo Stato italiano. Siccome non c'è nessuno, ripeto, che è autorizzato da parte loro a sottoscrivere questo, loro non sottoscrivono e fanno solo trattative sui singoli comuni, chiedendo l'utilizzo delle sale, delle strutture come centro culturale, perché non possono chiederlo come centro di preghiera. Venti di guerra. Io speravo che Donald Trump riuscisse a mettere d'accordo questi due contendenti, però oltre alla guerra fra l'Ucraina e la Russia mi preoccupa, e non poco, quello che sta succedendo in Medio Oriente. Io più volte, e confermo quello che ho detto nei mesi precedenti, ci troviamo di fronte a un vero e proprio genocidio. Io non ho paura di dire quello che dico, perché Netanyahu ha sulla coscienza migliaia di morti, bambini, anziani, donne, innocenti. Sarebbe ora di finiamola, Netanyahu. Io non sono un politico, per carità, mi affido alla saggezza, all'esperienza politica maturata da Corrado Callegari all'interno del nostro Parlamento. Prego, Corrado. Sono sincero, anch'io, Enzo, speravo di tutto quello che aveva detto Donald Trump durante la sua campagna elettorale. Alcune cose non le condividevo, l'unica che mi piaceva tanto era quello che si era impegnato di dire: fermiamo la guerra tra l'Ucraina e la Russia, guerra che comunque io ritengo sia partita tempo prima da qualcuno, vedi America, che voleva destabilizzare la zona intorno all'Unione Sovietica, all'ex Unione Sovietica. Questo è quello che è avvenuto, e Donald Trump lo ha più volte dichiarato che questa guerra qua risaliva a chi c'era prima di lui, cioè è una ammissione di fatto che è l'America che ha stuzzicato, come chi conosce un attimo la storia, dal secondo dopoguerra, quello che ha fatto in tutto il mondo, facendo cadere governi, mettendoli su. Stessa cosa ha tentato di farlo al confine con la Russia, ma la Russia non è lo staterello dove loro hanno in altre situazioni creato delle destabilizzazioni con qualcuno che se la metteva via, cioè Putin è uno che non se la mette via, e si è visto.
Di fatto adesso vedremo come andrà a finire la situazione, perché gli americani comunque Trump ha detto io non finanzio più la guerra lì, e quindi l'Ucraina senza i soldi che dava l'America prima con Biden è ovvio che è in enorme difficoltà. La Russia volendo potrebbe dare il KO immediato, io penso in base alle proprie risorse militari, non lo sta facendo per non creare per me una destabilizzazione totale. Però tutta questa corsa alle armi che molti stati stanno facendo in Europa, e anche purtroppo il nostro paese che vuole incrementare gli armamenti, io sono dell'idea che la pace non si fa con le armi, la pace si fa con gli accordi. Per quanto riguarda poi il Medio Oriente, quella è una situazione vergognosa. Lì c'è un genocidio in atto di un popolo che, per carità, è un popolo che odia Israele come Israele odiano loro, però di fatto il mondo non si può girare dall'altra parte di fronte a questa situazione qua. Purtroppo questo avviene perché sappiamo che il dio denaro, purtroppo, caro Enzo, compra tutto, compreso anche il silenzio degli innocenti. C'era anche un film una volta che si intitolava così. Lo ricordo. Ma cioè, è una cosa vergognosa se ci pensi che questo signore, che è contestato anche nel suo paese, tale Netanyahu, stia facendo quello che il loro popolo ha subito ai tempi del Novecento, hai capito? Cioè, stanno facendo la stessa cosa, e quando tu senti le ultime dichiarazioni che ha detto, noi adesso occupiamo e deportiamo quella gente, cioè, ma è una roba di una gravità mostruosa. Vero. Però io vedo che tutti i leader politici europei e non solo stanno tutti zitti. Perché questa gente qua ha le multinazionali in mano, ha le banche in mano, gestiscono i miliardi. Hanno il mondo economico in hanno mano, il mondo economico gli ebrei. in mano. Io sono anni quello che lo auspico, dico. siccome vedo le proteste in Israele dei cittadini, perché anche loro io penso siano inorriditi, e anche coloro che vivono da noi devono essere inorriditi e scandalizzati, rovescino quel regime, perché quello è un regime di un personaggio che veramente sta facendo una cosa che non ha. Gli ebrei sono forti in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti d'America. Allora, regia, per favore, apri i centralini, vediamo se con riferimento a quanto detto fino a questo momento c'è qualcuno che ha voglia di intervenire per esprimere il proprio punto di vista. Nulla vieta, come sempre, di affrontare altre tematiche. L'importante è che le tematiche non riguardino fatti personali o di medicina, perché noi non siamo medici, siamo semplici osservatori. Lui è molto più esperto di me perché ha maturato la sua esperienza in Parlamento a Roma. E poi comunque continuando in attesa che E poi ti devo chiedere un'altra cosa molto interessante. C'è questa corsa alle armi. Fermati un attimo. C'è una telefonata. Quando vedi il simbolo, ormai sei di casa, sai le nostre abitudini. Io sono molto preoccupato per l'elezione del nuovo Papa, perché da più parti si auspica l'elezione di un Papa che segua il percorso di Papa Francesco. Ho forti timori al riguardo. Io vorrei un Papa un po' più conservatore. È la mia impressione, sicuramente tu non la condividerai, ma io dico quello che penso. No, ma dobbiamo comunque dire una cosa sull'elezione del Papa, che la Chiesa da sempre fa politica a modo suo, e quindi io penso che in base a chi verrà nominato come Papa capiremo qual è l'indirizzo politico che vogliono dare. Ricordiamoci quando c'è stata l'elezione di Papa
Wojtyła, cioè il segnale era chiaro, dovevano far cadere il muro di Berlino, perché dopo la sua nomina praticamente hanno preso piede e si è scretolato tutta la faccenda. Dopo hanno È bello che nominato, tanti cardinali, scusami se ti interrompo, sono stati nominati proprio da Papa Francesco. sì, poi dopo Quindi la mentalità è quella, eh? Sì, dopo bisogna vedere comunque sempre che lì ci sono tutte le trattative, ma chi ha visto adesso anche le immagini che hanno mostrato di questi cardinali che vanno a queste elezioni, mi sembra di vedere l'assemblea di un congresso di partito, insomma, cioè tutti seduti belli là a parlare di... Ci sono dei filmati particolari che preferisco non far vedere. E io penso che, anzi sono molto curioso stavolta di capire chi verrà nominato, perché siccome i temi caldi nel mondo ce ne sono più di uno, l'abbiamo citato anche adesso, le guerre che ci sono in atto, ma non solo, vediamo che tipo di indirizzo prenderà la Chiesa in questo momento, perché ha tanto potere la Chiesa. Quindi enorme. Vedremo. Ti faccio un esempio, pensa solo con tutto l'attacco che ha fatto l'ultimo Papa Bergoglio alla realtà israeliana e palestinese, pensa se decidessero di nominare il veneto Pizzaballa, che è il cardinale, cioè vorrebbe dire creare una situazione esplosiva. Condivido la tua osservazione. Vedremo chi farà. Secondo me Papa Ratzinger ha capito l'antifona, ha intuito qualcosa di particolare nel palazzo apostolico romano e con saggezza si è tirato indietro. Se no, io penso che poteva fare una brutta fine. Papa Ratzinger è una mia personalissima sensazione, non aggiungo altro. La Chiesa ha 2000 anni di storia, sono successi di tutti i colori. Adesso l'ascoltatore dice che l'ultimo Papa è stato Ratzinger. Che sia stato l'ultimo Papa o no, comunque dopo di Ratzinger è venuto Bergoglio. Se magari non lo si vuole considerare Papa, magari è il Presidente del Vaticano, cioè colui che muove le file. Adesso vedremo, ripeto, sono molto curioso perché come chi ha detto non sarà facile questo conclave, perché devono fare una scelta difficile, perché è il contesto internazionale in questo momento qua che è difficile, quindi staremo a vedere cosa viene fuori. Poi per quanto riguarda l'immigrazione, che prima diceva l'ascoltatore, ricordiamoci che l'immigrazione c'è sempre stata sia con governi di centro che con governi di sinistra che con governi di destra. Adesso l'altro giorno quanti ne sono sbarcati? 900 a Lampedusa. Perché non se ne parla abbastanza. Sì, ma perché il problema a monte non viene risolto. Chi gestisce il traffico degli immigrati? Lo gestiscono le mafie locali in accordo con le mafie dei paesi di provenienza. Questo è. Finché non si decide di stroncare le mafie, i migranti continueranno sempre a viaggiare. Possono essere dei delinquenti, ma possono essere anche dei poveri cristi che vengono sfruttati. Volevo chiudere quella sull'immigrazione e le mafie, cioè finché non verranno sconfitte le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di queste persone qua, non se ne farà mai niente, perché è un ragionamento molto semplice. Se dicono che il passaggio di un migrante vale dai 4, 10, 12 mila euro a cranio, perché dicono questo, no? Che mi sembrano cifre esorbitanti, questo che hai detto. Io penso che si vada dai 4 ai 5-6 mila. Ho letto l'altro giorno proprio dei 12.000. Comunque anche se dove li prendono 12.000 euro? Appunto, ma sai come dove li prendono? Dove li prendono? Chi li ha li dà subito. Chi non li ha presta il lavoro quando arrivano qui e quindi si impegnano a versarlo. Ma pensate che business che c'è, cioè se le cifre sono queste moltiplicate per il numero di migranti. Non li gestirà sicuramente il traghettatore o quello che guida la barca, sono delle organizzazioni che gestiscono sta cosa qua.
Mi ricordo ancora i tempi in cui eravamo al governo con Maroni, che sapevamo che i migranti quando arrivavano, sbarcavano, sapevano già da chi dovevano andare, avevano il telefonino, avevano i numeri da chiamare perché sapevano che arrivavano adesso là, sono ancora di più aggiornati, e dopo lo sono ancora di più adesso. sarebbero stati smistati. Quindi, cioè, o si sconfiggono queste organizzazioni, se no non cambia manca niente. la volontà. Può venire a destra, può venire a sinistra, può venire Luca Casarini, può mettersi Salvini a fermare quei bar che gli sbagliano, ma non si fermano. Interrompi una rotta, si spostano da un'altra parte. Infatti cominciano ad arrivare anche in altri porti italiani, non solo in Sicilia, È un business, in Puglia, in Campania. È un business che parte dal 1400, da quando che c'era il traffico di cose che li portavano dall'Africa in America, cioè il traffico delle persone umane, lo schiavismo, e questo è quello che avviene, perché molte volte questi che arrivano dopo dove vengono incanagati, o nel lavoro nero, o nella prostituzione, nello spaccio di droga, cioè questa è la realtà purtroppo. Prendiamo questa telefonata, dai regia. Buonasera. Buonasera Enzo, buonasera Corrado, Susi Caroglio, buonasera. Ciao Susi. Buonasera Susi, buonasera. Sì, ciao Enzo, ciao Corrado. Allora guarda, io devo dire una cosa solo. E ora, innanzitutto non siamo tutelati nemmeno dalle forze dell'ordine, perché vi spiego che io abito di fronte a un parcheggio dove c'è il cassonetto del secco e più o meno saranno passati 6 mesi fa. C'era un bambino che avrà avuto 5 anni dentro il cassonetto, un bambino che avrà avuto 8 anni che faceva il palo e l'altro che avrà avuto 10 anni teneva su, diciamo, il coperchio del suo cassonetto. Bon, chiamo i carabinieri. I carabinieri abitano a piedi a 2 minuti da casa mia. Chiamo i carabinieri, detiene, perché logicamente sono detiene. Signora, abbiamo tutte le volanti fuori. Cioè, scusami un attimo, ma lo sai, ho detto che dentro il cassonetto, ho detto che c'è un tosetto che può davvero anche morire o cose e non siamo tutelati. Detto questo, che sono incazzata nera oltretutto per questa cosa qua, non li ho più visti dopo sti bimbi. E detto questo, e riguardo al discorso dei papi, io sono felicemente credente e non praticante. Il segretario personale di Papa Luciani, Don Diego Lorenzi, è il primo cugino di mia mamma, è ancora vivo, Don Diego ha l'Alzheimer purtroppo, è quello che mi ha sposato. Quando mi ha sposato nel lontano 86, io gli ho chiesto, ho detto, ma Papa Luciani, e lui mi ha risposto no comment, perché ai papi non si può fare l'autopsia? Io vorrei sapere questo, perché ai papi non si può fare l'autopsia? Cioè, effettivamente, 33 giorni di pontificato, sicuramente non è... Perché Don Diego mi aveva detto che la sera è andato a salutarlo, stava benissimo, e ha trovato dopo una storia il giorno dopo. Ecco, comunque grazie mille veramente, tutti e due siete splendidi e vi guardo sempre con il cuore, grazie. Grazie Susi, buonasera. Ciao, certo Susi. che la morte di Papa Luciani ha lasciato tutti sgomenti, anche chi vi parla si meravigliò e non poco. Dai una risposta. Ma quanti misteri ci sono intorno alla Chiesa? Parliamo di Papa Luciani, parliamo di Marcinkus, parliamo della povera ragazza che c'è il fratello che sono 50 anni che sta seguendo, di poter ritrovare o sapere che fine ha fatto sua sorella Emanuela Orlandi, perché lo vogliamo dire questo, che nessun dei papi che si sono alternati hanno voluto svelare in retroscena che sicuramente ci sono dietro queste cose qua, perché anche lì è un potere temporale, religioso, che non fa trasparire niente, anche i regolamenti che hanno adesso per le votazioni, no? Nessuno può parlare, nessuno può dire niente, le votazioni ci saranno ma dopo viene bruciato tutto, quindi verrà fuori questo Papa e tutto il resto sarà mistero, quindi figuriamoci se magari un Papa, come circolavano le voci, quello di Papa Luciano, che fosse stato la fumata bianca.
Ma nel forse senso positivo. molte volte penso che sarebbe bene che venisse sempre fuori la fumata nera, perché con quello che avviene là all'interno. Mi hanno mandato un link che preferisco non far vedere, riguarda il mondo LGBT, cioè invece della fumata bianca esce il fiume, i colori dell'arcobaleno. Ci manca solo quello. Ripeto, vedremo E poi che siamo quello a che posto. succede. Volevo, in attesa delle altre telefonate, Prego. fare due precisazioni. Prima, quella di Torino che aveva parlato degli ospedali, di quello che danno i bambini che sono appena nati, là, che bisogna che si portino dietro tutto. Allora, il problema della maternità, che poi è collegato con la denatalità del nostro paese, se non trova una soluzione, succederà che andremo incontro a un'estinzione. Il problema qual è di fondo? E lo sanno tutti, e non so se ci sono anche degli ascoltatori che magari sono genitori o sono nonni. Una coppia che mette al mondo un bambino, com'è che fa se non ha i nonni, se non ha a gestirlo? Non può certo stare sostituibile. in aspettativa al 30% del stipendio, perché sennò muoiono di fame. Quindi un intervento per me radicale sarebbe quello di permettere alle madri, in alternativa al padre, di poter stare in maternità per 2 o 3 anni, ma a stipendio pieno, non al 30%, perché se hanno un mutuo, hanno le bollette, hanno tante cose, come fanno questo è uno dei motivi per me per cui viene fermata la natalità nel nostro paese. Ma siamo in una situazione gravissima, c'è un telespettatore. Io farei una legge per agevolare Cioè, non matrimoni, la nascita dei bambini, altro che utilizzare soldi pubblici per mandarli in Ucraina. Esatto. Su questo sono in E disaccordo non è un pacco di il pannolini che governo della risolve il Meloni. problema. Non è un pacco di è un pannolini. uso scriteriato del denaro pubblico, lo griderò fino alla morte. Hai ragione. Io, Enzo, mi sto tenendo nota di quello che stanno dicendo i telespettatori, perché questo ha detto Ezechiele, l'altro ha detto che non sarà più Papa. Allora, ci vediamo la prossima volta, mi tengo questo foglio, ci vediamo dopo il conclave, dopo la fumata bianca, e discuteremo sui nomi che sono stati citati gentilmente dai telespettatori. Ma certo che se dovesse essere un Papa nero, non lo so. Farò le mie considerazioni come Anche sono questo- abituato a farle tutti i giorni. Anche questa sarebbe una scelta politica della Chiesa che è da capirla. Perché, prego, Sì, qua volevo ricollegarmi un attimo all'intervento della Susi Carollo quando ha accennato al discorso delle forze dell'ordine che non sono disponibili perché avevano tutte le volanti fuori. Allora, il problema economico... si riferiva che- ai carabinieri, mi Sì, sembra. sì. Comunque il problema economico che ha la nostra regione e anche collegato il paese non ha soluzione in questo momento, né che ci siano governi di sinistra né governi di destra, perché il nostro paese è economicamente, se parliamo dell'Italia, è economicamente fallito, e se fosse un'azienda privata dovrebbe andare in tribunale con i libri, perché ha 3.000 miliardi di debito pubblico e paga ogni anno 100 miliardi di interessi, e questi 100 miliardi ingessano qualunque tipo di finanziaria che possa fare il governo. La nostra regione, finché resterà attaccata alla zavorra dell'Italia, subisce la stessa situazione, anche se i conti nostri ci permetterebbero di stare molto meglio, perché ricordo che la regione del Veneto ha un disavanzo inutile dai 15 ai 20 miliardi di euro, che è il residuo fiscale attivo. Se il Veneto potesse gestirsi questa cifra qua, si starebbe molto meglio, probabilmente invece di esserci 3 volanti ce ne sarebbero 50 o 100 e le visite in ospedale sarebbero tutte gratis, cioè cambierebbe tutta la gestione del nostro paese. Dopo continuo la cosa perché c'è una telefonata. Prendiamo la telefonata e io chiedo intanto al mio amico Corrado Callegari, e prendendo spunti anche dalla telefonata di Marco, come sia possibile che in Italia ci possano essere individui del genere, minacciano, danno botte ai carabinieri e ai poliziotti, seminano il panico. Se poi ci aggiungiamo ultimamente
queste imprese dei cosiddetti Maranza. Il quadro è completo e allora solo una durissima reazione da parte dello Stato potrebbe ancora salvarci. Leggo i messaggi, regia, e prepara quel video. Facciamo vedere a Corrado Callegari quell'energumeno, quel sacchettone a perdere che minaccia con un'ascia, una sciabola, e c'è un italiano. Guarda che io vengo da Mestre, cioè i telespettatori sanno cosa vuol dire Mestre, che è un'area totalmente fuori controllo. Allora andiamo a vedere questo breve video, ditemi se è permesso che un sacchetto a perdere del genere possa fare tutto questo. Io lo eliminerei dalle spese subito. Dai regia. Non sono i soldi. Sì, sono tutti feriti. Oh, chiamate polizia o qualcosa. Chiamate polizia. Ecco, io non aggiungo altro. Sono scene normali queste. Di chi è la colpa di sto casino che si è venuto a creare in Italia? L'eccessiva solidarietà. È una colpa stratificata di un paese che ritengo allo quello sbando, un italiano paese allo sbando. È un paese economicamente fallito ed è allo sbando. Ma questo, ripeto, per l'esperienza anche che ho avuto, abbiamo avuto governi di centro, abbiamo avuto governi di destra, abbiamo avuto governi di sinistra, ma la situazione è sempre peggiorata, è andata in peggio, perché io ritengo da indipendentista che questo paese qua è un paese che non ha necessità di esistere. Io auspicherei un Veneto libero e indipendente, staccato da tutta questa zavorra italiana che ci sta portando scomparirebbero questi problemi. Sì, perché allora il piccolo viene sempre gestito meglio rispetto ad altre. Poi ti ho detto, noi abbiamo delle realtà di altre aree del paese dove sguazzano organizzazioni criminali che sono quelle che, ripeto, gestiscono il traffico di esseri umani. In più, ripeto, se il Veneto fosse indipendente potrebbe gestire le proprie risorse. 15 miliardi di euro ogni anno potrebbero essere destinati alla sicurezza, alla sanità e a tante altre cose. Potremmo decidere di non investire i soldi in armi come sta facendo adesso lo Stato italiano e tante altre cose. Se non vogliamo staccarci come Veneto, dobbiamo pensare che l'unica soluzione che potrebbe avere questo Stato, soprattutto per risollevarsi economicamente, è che ci vorrebbe uno shock proprio economico notevole, tagliare tutta una serie di costi impossibili, perché io quando sono stato giù a Roma ne ho visti di tutti i colori, tagliare per quelli che non mi avessero sentito, è un ex parlamentare della Lega Nord di Umberto Bossi, e fare una manovra, ma non di 10 miliardi denti come stanno facendo adesso, una manovra di 150 miliardi se vogliamo portare soldi nelle tasche dei cittadini, nella sanità e nelle infrastrutture, perché anche adesso è arrivata la pora crista della Meloni, per chi crede nella non ha la bacchetta magica. Lei non ha la bacchetta magica, ma come non ce l'avevano quelli prima di lei, e quindi è inutile fare pomposamente. Sì, però quelli di prima hanno contribuito ad alimentare questa tensione. Allora, la Meloni, caro Enzo, era al governo con Berlusconi quando io ero giù a Roma. Era ministro quando io ero giù a Roma. Ma non hanno fatto governare Berlusconi. Nel 2000, e lei, quando Berlusconi è caduto, ha sostenuto il commissario dell'Europa Monti e ha votato, insieme con altri parlamentari della PDL, tutti i provvedimenti, li puoi andare a vedere nel sito della Camera, tutti i provvedimenti imposti da Monti, compresa la legge Fornero. 2 soli partiti, voglio ricordare, si sono opposti quella volta a Monti e a tutti i provvedimenti fatti da Monti: la Lega Nord di Bossi e l'Italia dei Valori di Di Pietro. E vi ricordo che dopo qualche mese Bossi ha inquisito a famiglia e a Di Pietro lo ha inquisito per le classi.
Hanno siccome ci seguono in tutta sì, Italia. scusami, hanno inquisito la famiglia e a Di Pietro lo hanno azzoppato sul discorso delle case. Ma gli unici due partiti che hanno votato contro a tutti i provvedimenti di Monti e la Meloni, mi dispiace per chi l'ha votata, ha votato sia per la legge Fornero che tutti i provvedimenti fatti da Monti. Io amo Quindi questo, nessuno è vergine. io amo questo lavoro, ce l'ho nel sangue quando sento gli ospiti, ascolto le telefonate, traggo spunti, regia non è in scaletta, ma non possiamo non far vedere a Corrado Callegari e ai telespettatori quel video che abbiamo utilizzato nell'opinione, perché io sono convinto che se il governo Berlusconi non fosse stato ostacolato dalla sinistra e dai magistrati, l'Italia poteva cambiare, perché avevamo una maggioranza tale. No, perché la maggioranza si è spaccata e ci sono stati dopo, dei traditori che provengono dalla stessa area della Presidente del Consiglio. Ma sentiamo quello che ha detto Piero Sansonetti qualche tempo fa, sicuramente non un uomo di destra, attualmente è il direttore dell'Unità. Vi prego di ascoltare con attenzione quello che ha detto Piero Sansonetti. Regia, perdonami, non era in scaletta, ma dopo aver sentito certe cose dobbiamo mandare in onda questo video, perdonami. No, ma... Ascolta bene, bravo Sansonetti, volentieri. hai la mia stima, anche se sei un comunista, perché anche fra i comunisti, da cui io prendo le distanze, siamo agli antipodi, io e i comunisti, anche fra i comunisti c'è tanta brava gente, a partire dal grandissimo Enrico Berlinguer, che non dimenticherò mai. Vai con Piero Sansonetti, Simone, grazie. E oggi la sinistra è così debole perché 30 anni ha retto la coda alla magistratura golpista. Sì, Berlusconi è stato perseguitato, non è un modo di dire, non è uno slogan, è stato perseguitato perché i processi che ha avuto sono state molte decine, adesso non si sa nemmeno esattamente quanti, probabilmente tra i 60 e gli 80. E sono stati organizzati in maniera sistematica per scalzarlo dal potere. Perché le procure volevano colpire Berlusconi? Per una ragione molto semplice, perché volevano modificare i rapporti dentro il sistema democratico fra potere legislativo, rappresentativo e potere giudiziario. Volevano prendere il potere, fare qualcosa di più di un colpo di Stato, modificare la struttura della nostra democrazia, e per farlo dovevano passare di lì. Su questo fammelo dire, perché tu sai che io sono direttore dell'Unità e sono di sinistra da una sessantina d'anni. Fammelo dire, la sinistra ha commesso un errore di suicidio, perché allearsi con le procure per smantellare la democrazia politica è una cosa che porta alla rovina chi lo fa. Chi lo fa porta alla rovina. Rinunciare a far politica, rinunciare alla lotta sociale, rinunciare al conflitto di classe, uso termini vecchi, per chiamare la magistratura a dire prendilo il mio avversario, prendilo, acchiappalo, mettilo in prigione. È un suicidio politico, e oggi la sinistra è così debole perché 30 anni ha retto la coda alla magistratura golpista. Sì, però un rapido commento, perché devo salutare delle persone. Se ti ricordi l'intervento che ha fatto l'ex ministro Castelli qua in televisione, Roberto Castelli, proprio per il rapporto tra potere politico e magistratura. Ricordiamoci che dopo la guerra, quando è stata scritta la Costituzione, si erano creati due poteri, quello politico e quello giudiziario, indipendenti, e ognuno di questi due non poteva invadere il campo dell'altro. Invece, tramite un referendum e poi anche tramite degli interventi legislativi di un governo di centrodestra sono stati modificati questi equilibri, cioè la magistratura è rimasta perfetta e intoccabile. Hanno permesso invece, sulla scia di Tangentopoli e di tante altre cose, alla magistratura di intervenire nell'ambito politico. In quel momento là si è disallineato quell'equilibrio che i nostri padri costituenti avevano creato. Da quel momento là, se guardate, proprio dall'inizio degli anni 90,
si inizia un declino verticale sui rapporti tra la magistratura e la politica. Un'altra cosa che devo fare, saluto i 3 moschettieri, splendidi ragazzi del mio amico Corrado, Massimo, Alessandra ed Elisabetta Callegari. Come stanno? Stanno tutti bene, Me li poi sai che saluta? sono diventato anche sei nonno diventato nonno, di perché Beatrice, Alessandra che mi ha ti ha reso fatto nonno nonno? di Beatrice. Sì. Beatrice, e saluto anche Beatrice, non so il cognome comunque, il nonno. Sono il mio orgoglio. E ne puoi esserne fiero. Dunque, dove è andato a finire? Avevo letto un messaggio molto bello, mannaggia. Ecco, Michele Lazzarini. Buonasera Enzo, un cordiale saluto a Corrado Callegari. Io penso che la maggior parte della sinistra non sia d'accordo per ciò che è accaduto a Ponte della Priola. Siamo a Susegana, Ponte della Priola è una frazione di Susegana, altrimenti vuole dire che siamo messi male. Volevo dire a Corrado che ho fatto una bella chiacchierata con Paolo Pizzolato 2 settimane fa. Anche Paolo è prima il Veneto, ogni tanto lo vedete al mio fianco. È ora di finiamo la fight. Un saluto brevissimo, una risposta a Michele Lazzarini. Lo ricordo sempre con enorme simpatia, e spero anzi che in un prossimo incontro dove si vede magari con Paolo lì a Santa Maria di Sala di poterlo rivedere fisicamente e di risalutarlo, perché ho un bellissimo ricordo di questa persona. Abbiamo davvero finito? L'ultima Io parola. volevo per salutare Corrado Callegari. tutti i nostri ascoltatori e invitarli a sostenerci e soprattutto a sostenere, parlo per i veneti, per l'indipendenza del Veneto. Quando sono entrato in Lega Nord volevamo l'indipendenza dell'intera Padania, purtroppo dopo le cose non sono andate come auspicavamo, quindi ai telespettatori delle altre regioni auspico che si possa riprendere questo percorso Ve lo auguro di cuore. staccandoci finalmente da Roma. Viva San Marco, parterra, guardate la bandiera che c'è adesso. L'ultimo saluto qua. e ringraziamento è per la regia del mio regista Simone. Ciao a tutti ragazzi, Grazie ci vediamo a tutti domani e sera. grazie a te. Grazie. Buonasera.